Ecco, una sua valutazione come componente della Commissione sulla Scala dei Turchi. Lei è stato anche particolarmente critico, un lavoro che avete seguito diversi mesi, ora è intervenuta la Procura per sequestrare tutto? Sì, su Scala dei Turchi abbiamo accolto quelle che erano le istanze degli operatori turistici del posto, hanno lanciato proprio un grido di allarme sia nei confronti della politica che dei cittadini. Praticamente gente che ha investito rispettando la legge nel territorio della Scala dei Turchi si ritrova una serie di disdette di potenziali turisti dovute appunto al fatto che la Scala dei Turchi è praticamente inaccessibile. Ora noi già da febbraio con una serie di audizioni in quarta commissione all'Assemblea regionale siciliana abbiamo cercato di far dialogare sia la componente politica che la componente pseudo privata. Ora sarà la Procura a dirci se veramente quella porzione di territorio che insiste su Scala dei Turchi è privata oppure no, che è il comitato degli operatori turistici che, ripeto, ha investito su quel territorio. Ovviamente l'obiettivo qual è? Uno, quello di preservare Scala dei Turchi, metterla o darle una sicurezza tale da garantire anche chi va a visitare quel posto che sia appunto messo in sicurezza dal punto di vista personale, e poi garantire anche quelli che sono gli operatori turistici che vedono purtroppo anche per questo altro fenomeno catastrofico che è quello del coronavirus. Il combinato disposto di queste due cose praticamente rischia di far saltare completamente la stagione. Ecco, la Procura ha fatto benissimo a porre in sequestro il luogo, così che si faccia definitivamente chiarezza su chi deve fare cosa, chi sono gli attori competenti in merito, perché praticamente se si dovesse acclarare che la Regione deve curare tutta questa serie di adempimenti per mettere in sicurezza e rendere fruibile Scala dei Turchi, ci sono già i finanziamenti e i progetti in cantiere e non dico per questa stagione, ma almeno l'altra può essere messa in sicurezza sia dal punto di vista economico-finanziario per gli operatori turistici che per i turisti che vanno a visitare questo luogo magnifico.